rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Eccomi nuovamente qui, vi dicevo, da Residence Fabiola in Messico, tra poco Albeggia. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione odierna. Io farei un giro veloce ultimo anche per salutare, darei la parola subito a lei, Elisa, in modo propositivo. Faccia una proposta, usi lo schermo di Televenezia per fare una proposta. Come proposte io direi di appunto dare più voce e più spazio allo sport in qualità appunto di benessere e di aiuto fisico per tutte le età, dalle più piccole, perché anche le bambine della materna hanno bisogno di un professionista che le segue, che le faccia divertire, che comunque le crei un'attività di gruppo, alle persone più avanti con l'età. E comunque sì, ecco, questa è la mia proposta, di dare più spazio sicuramente a tutti gli sport e all'arte quale danza. Andrea, vengo da lei, mi dica un attimo, su questo, noi siamo un paese che a chilometri di coste, quindi di acqua ne abbiamo, fiumi, laghi, eccetera, eccetera. Ritiene che l'attività della canoa, comunque connessa all'acqua, sia sufficientemente sviluppata o ci sono ancora margini perché cresca? E soprattutto, c'è una connessione fra le varie società e organizzazioni che operano su tutto il territorio nazionale? Allora, i margini sono ampissimi per il semplice motivo che la pratica della canoa molto spesso si esaurisce con la stagione, diciamo, estiva e con la visione di vedere la canoa al mare o al lago. L'attività è molteplice perché spazia da attività prettamente, io dico agonistiche, perché poi richiedono una preparazione di giornaliera e plurimetodologica, nel senso che nello stesso giorno sono previste anche più sedute di allenamento e quindi quella è un'attività che, ecco, in quel caso lì proprio la definisco agonistica, ha un'attività a 360 gradi che spazia tra la canoa di acqua piatta, che è intesa proprio con visioni di bacini piatti, a canoa, diciamo, di acqua mossa in caso di fiumi o quant'altro. Le società sono in connessione fra di loro attraverso la federazione e non solo, la Federazione Italiana Canoa Kayak. Nel nostro caso, ad esempio, è facile trovarci su Venezia, ma e non solo, con Venice Canoe o Venice Dragon Boat o anche Auronzo Canoe, visto che siamo tra i maggiori organizzatori anche sulle Dolomiti di questi fantastici eventi di canoa e anche Dragon Boat. Quindi parlavo della Federazione Italiana Canoa Kayak, non solo, ci sono anche altri organismi che utilizzano la canoa. Io la canoa, l'unica cosa, che un suggerimento che posso dare a tutti è: non improvvisatevi, nel senso che è stabile, lo stesso SUP che in questo momento va moltissimo, però rivolgetevi sempre a degli esperti, avrete sicuramente delle maggiori raccomandazioni e anche forse non incapperete in delle piccole disagi che ogni tanto capitano, perché la prima paura che tutti quanti mi dicono: se casco in acqua. È normale che se è a bordo di uno scafo, qualsiasi scafo, la probabilità di cascare in acqua o di andarci c'è, ma con le dovute cautele e stando nei posti giusti sicuramente si evitano quelli che eventualmente sono degli imbarazzi. Io, ecco, un appello generale che faccio a tutti: fate sport, permetteteci di farvi fare sport e questo è il migliore augurio e ripeto, abbiate tanta fiducia negli operatori sportivi. Sono persone che si preparano continuamente, sono persone che hanno a cura la loro salute come la vostra salute e sicuramente sia per i politici sia per la gente di strada sono le persone giuste che in questo momento possono aiutare tutti quanti noi a stare meglio. Andrea, grazie. Sì, io sono assolutamente convinto e qui bisognerebbe, non ricordo più se era Davide o lei che l'aveva detto, bisognerebbe passare dagli annunci ai fatti concreti.
Questo è un momento dove chi sa può fare, deve essere coinvolto, deve essere parte di un recupero sociale che abbiamo purtroppo perduto, non a causa di qualcuno, ma di un virus così violento. Tra l'altro io le faccio la testimonial, se me lo permette, perché io non sono assolutamente un esperto, non ero mai andato in canoa, neanche in Italia, poi sono andato a fare un viaggio di lavoro, una serie di documentari in Canada, e ho girato il Canada in canoa, e devo dire che è stata un'esperienza straordinaria, quello che segue straordinario, perché è un'attività a tutto tondo e poi ti mette a contatto con la natura in una maniera indescrivibile, cioè, sei tu lo strumento, cioè la canoa che ti trasporta, e poi il mondo intorno che è sempre, quasi sempre meraviglioso. Va bene, vengo da Davide per un ultimo saluto. Davide, l'associazionismo è una parte importante al di là dello sport del nostro paese. Mi sembra che anche l'associazionismo come tale nelle varie declinazioni non sia sufficientemente considerato. Forse è il caso che noi cittadini ci assumiamo, io la provoco sempre, ci assumiamo un po' di più le nostre responsabilità di parte del paese. Dobbiamo fare, non dico qualcosa di importante, ma insomma esserci probabilmente di più, dobbiamo organizzarci. Dobbiamo riprendere in mano il nostro fare politica, nel senso non partitico ma politica sociale. Dobbiamo avere un po' più attenzione nelle proposte che facciamo a chi poi deleghiamo, che queste proposte siano oggetto di legislazione in Parlamento, nelle sedi opportune, ma dobbiamo essere determinati. Nei confronti dell'associazionismo ancora oggi c'è troppa diffidenza da parte del politico, dimenticandosi che però è l'associazionismo oggi che fa funzionare i servizi sociali e sanitari. Se non ci fosse, e sportivi, se non ci fosse l'associazionismo mancherebbe una parte importante del nostro welfare cittadino. E su questo noi dobbiamo in maniera forte ricordarlo quando ci sono i momenti elettorali, che il welfare che genera l'associazionismo sportivo in genere è un welfare fondamentale per la qualità della nostra vita. Se manca, i danni li vedremo nelle generazioni successive. Quindi assolutamente colgo la provocazione e chiedo alla politica che se ne faccia carico in maniera forte. Bene, saluto Elisa Scaggiante, Davide Giorgi e Andrea Bedin che sono stati con noi quest'oggi, abbiamo parlato ampiamente di sport. Vi saluto io dal Messico, non so dove sarò la prossima settimana, ma sicuramente sarò ancora con voi. Al prossimo appuntamento. Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com.